siamo venuti qui a Berlino in occasione di Fruit Logistica 2025, una grande presenza italiana, veneta soprattutto. Mercato di Verona, presenza importante qui a Fruit Logistica 2025. Allora saluto il presidente Marco Dallamano, il direttore Paolo Merci. Presidente, una presenza la vostra ormai consolidata in uno stand che richiama anche il territorio. Assolutamente sì, per il 17° anno Verona Mercato è presente con il suo stand, che è sicuramente uno stand riconoscibile in tutto il mondo. Ed è stato come quest'anno, come gli altri anni, è stato un ottimo momento per i rapporti che vengono intrattenuti con i vari operatori e con tutto quello che è il mondo che gira attorno a noi. Direttore, cosa possiamo dire di questa fiera? Il sistema Verona è presente, tanti espositori, abbiamo visto in questi giorni un notevole traffico di buyer, di esponenti della grande distribuzione e non solo. Allora, lo stand viene riproposto tutti gli anni con la stessa formula, con 14 coespositori all'interno, con la nostra cucina che si chiama la tradizione veronese, con piatti, con vini tipici nostri del territorio. Lo dico perché è un punto di riferimento ed rimane per noi una costante da ripetere tutti gli anni, perché effettivamente ha un suo consolidamento. Noi quest'anno abbiamo iniziato a Verona un'operazione molto importante di rivalutazione del mercato, di ammodernamento del mercato, con catena del freddo nelle testate nord e sud e con impianto fotovoltaico che abbiamo presentato qui a Berlino con un video interattivo dove siamo andati a mostrare le varie fasi come è iniziata la realizzazione di questi due importanti interventi e poi la fase smart di digitalizzazione dei flussi di traffico in entrata e in uscita. Allora, grazie direttore Paolo Merci, grazie presidente Marco Dallamano.